Buongiorno a tutti ragazzi, e sempre terremoti. Stavolta ragazzi, il terremoto è stato di magnitudo 3.2 in provincia di Cosenza. Stanotte dopo la mezzanotte, diciamo 40 minuti dopo la mezzanotte. Ciao Stellar, dall'INGV, quindi quello di Roma. Il sisma fortunatamente si è verificato a una profondità di 273 km, quindi anche avendo una profondità elevata, ragazzi, è stato sentito in molti, diciamo, paesini tipo Buonvicino, Belvedere, Marittimo, Maiera, in effetti in tante province di Cosenza. Quindi anche avendo una profondità davvero esagerata, ragazzi, la gente lo stesso l'ha sentita. Quindi, come spiega la Protezione Civile, la Calabria è una regione a elevato rischio sismico, ma questo già si sapeva, già in passato è stato teatro di eventi catastrofici. Buono Stellar, quindi oggi hai fatto tardi, diciamo. Quindi la Calabria, ragazzi, come sapete, ha causato molto spopolamento e l'abbandono di molte località dell'entroterra proprio a causa della sua sismicità. Ma non lo so, qua più giorni passano, più guai succedono in effetti. Quindi diciamo che la scossa è stata sì di 3.2, però con 273 km è stata sentita lo stesso. Penso un po' che a volte è vero che diciamo che è più profondo, non si sente più, però stavolta, pur essendo profondissimo, ragazzi, 273 km, questi l'hanno sentito in tanti comuni, ragazzi, non in uno, in due, minimo una quindicina di comuni della provincia di Cosenza. Quindi diciamo stanotte hanno ballato come diciamo noi qua a sud, quindi dicono che la Calabria è esposta a rischi geologici perché è collocata esattamente lungo la zona di contatto tra l'Europa e l'Africa, che si stanno avvicinando più o meno a una velocità di 7 km l'anno, quindi in altre parole la Calabria è diciamo, è scacciata dalla grande mossa dalla placca africana, quindi in effetti la placca africana starebbe schiacciando la Calabria, quindi e sarebbero queste le rotture che avvengono sottoterra e quindi danno origine ai terremoti. In effetti sono le faglie che si scontrano e quindi causano i terremoti. In effetti la placca africana sta letteralmente, diciamo, schiacciando quella lì calabrese e quindi giustamente toccandosi faglie e faglie, ragazzi, si muove la terra e ha origine il terremoto. Quindi essendo pure, diciamo, stata molto profonda, dopo la mezzanotte Stellar in provincia di Cosenza di 3.2, una profondità elevata, 273 km, ma è stata sentita davvero in 15-20 comuni della provincia di Cosenza, cioè paesini in effetti, quindi non si sa come mai. In effetti l'MSC, quello là americano, invece dice che la magnitudo è stata di 3.4, quindi mo va a capire chi ha ragione. L'INGV dice 3.2 e poi dice 3.4 l'MSC, quindi diciamo stanno pure decidendo in effetti che magnitudo era in effetti. Quindi comunque è stata alle 00:39, quindi dopo la mezzanotte di stanotte. Sì, sì, in Calabria in effetti perciò la gente sta andando via perché in effetti questa parte qua dicono che non ci sta molta gente perché la gente è andata via per il pericolo, diciamo, sismico di questa regione in effetti. Quindi molte terre sono state abbandonate, la gente è andata via perché troppi, diciamo, sismi, troppi catastrofi in passato sono successe e quindi la gente, diciamo, ha abbandonato un po' provincia di Cosenza.
Sì, provincia di Cosenza, sì, sì. A Diamante esattamente, non so se la conoscete, Diamante, ma penso di sì. Diamante è conosciuta benissimo a Cosenza, quindi penso che la conoscete in effetti. Poi, a parte a Diamante, è stata sentita, diciamo, a tante parti, in effetti Buon Vicino, Belvedere, Maiera, Crisolia, Orsomaro, Scalea. A Scalea penso che tutti quanti la conoscono perché è una località, diciamo, di mare. Donato di Ninea, Santa Domenica, sì, sì, zone turistiche meravigliose, quindi penso che sono conosciuti in effetti. Quindi diciamo che la scossa, diciamo, vista dalla cartina, vista dalla cartina è tra Scalea e Paola, in effetti due città piccoline, in effetti due città in effetti sul mare, in effetti sia a Paola che a Scalea c'è il mare che davvero si può bere, ragazzi, rispetto a Salerno è proprio un'altra cosa. Tortellini e ragù, oggi ti è mangiato leggero. Sì, Morales, sì, sì, io sono stato sia a Scalea che a Paola. Tutte e due il mare è meraviglioso. Mi pare, sai il mare quando vedi i Caraibi? Che... Adesso che ti mangi tu oggi, ah? Bottiamo. No, i Morales no, li ho visti su internet, la verità. Allora, ragazzi, oggi ho fatto la pasta mischiata, io la chiamo pasta mischiata con i fagioli, con i borlotti freschi, quindi pasta e fasole, ragazzi. Poi dentro ho messo un po' di carne leggera, tipo due costine. A Diamante sì, ci sono stato, sì. Quindi diciamo che oggi, Francesco, mi mantengo un po' leggero. Francesco, ma non stai bene ultimamente? Stai in ospedale forse? Ieri ha parlato mo la zucca, ieri ha parlato insalatina. Non stai bene, Francesco? No, io oggi pasta e fagioli. E la zucca, la verità, mi piace arrostita, ragazzi, bella arrostita, poi con olio. Ah, stai a dieta. Tagliolina, una cosa leggera, sì, sì. Allora, Francesco, per stasera ti do io la dieta. Fai i fagioli, prendi i borlotti, quelli freschi. Li fai bello, fai un bel soffritto, ci metti un po' di carne di maiale, prendi una codica, ci metti una salsiccia dentro, quella alla fine, non la doppia, la ravogli tipo napoletana, metti un po' di spagola, fai friggere, poi butti i fagioli, un po' di acqua e la fai cuocere. Te va bene, capisci? L'involtino di codica con salsiccia di maiale, una cosa leggera, Francesco. Una bella pasta, pure un tubetto ci puoi fare, sì, la pasta alla norma, sì, sì, mi piace. Ragazzi, a telegiornale tutti i video che io ho fatto puntualmente sui terremoti, sulle eruzioni, non c'è stata una sola volta, ciao Sofia, che il telegiornale lo abbia detto una sola volta, ragazzi. Io sto qua dal 2007, ragazzi. Una sola volta a bottare, che è una cosa leggera, sì, sì. Che sei per Francesca. Allora, solo una volta, ragazzi, ho fatto il video terremoto in Umbria. Se vi ricordate, ho fatto un video ed è uscito il mio video nei primi tre di Canale 5, in effetti, della scossa di terremoto, quella in Umbria. Ho fatto il video subito come diciamo che sono stato veloce nel fare il video e quando è stata la sera nel telegiornale di Canale 5 hanno messo tre video di YouTube, il mio e quello di altri due in effetti, quindi ricevette la telecronista di Canale 5 e anche YouTube ha fatto i video, ecco qua il video di Giuseppe Melchiorre, il video di un altro, il video di un altro. Diciamo che anche il telegiornale quella sera alle 8:30, quello di Canale 5, ha detto il mio nome, in effetti erano tra i video più visti diciamo su YouTube, ma io perché avevo fatto per primo, in effetti come stavo vicino al computer, sul cellulare mi è arrivata la notifica, ho fatto subito il video.
Quindi subito poi la sera, poi stavamo cenando, ero ancora sposato, pensate un poco, quindi e mia moglie, sì, sì, mia moglie, anzi mia ex moglie mi dice, vedi che quel video è tuo, ma no, dico mio. No, no, vedi che è tuo, Giuseppe Melchiorre. Sono andato a guardare e quella parlava proprio dei video, diciamo che era mio, il primo video che avevano messo, diciamo, su Canale 5. E quindi mi ha detto, vedi che, mio padre ha detto, vedi che hai combinato. Sei uscito pure in TV, basta che non ti arrestano per detto. Ho detto wow papà addirittura perché pure mamma mi ha chiamato poi ma che è successo? Abbiamo sentito il tuo nome in TV si sono preoccupati. Ho detto no, ho fatto il video, siccome stava tra i primi tre video più visti, diciamo, su YouTube Italia, allora hanno messo quello là, diciamo, mio e di altri due ragazzi che stavano, diciamo, nella top 50 di YouTube, in effetti, quindi hanno messo il mio, io stavo primo e poi gli altri due terzo posto, quindi tre posti hanno messo. Poi mano a mano poi sono andato via ragazzi, quindi poi la classifica lì subito risale. In effetti mentre stai al primo posto oppure al decimo posto subito la classifica si alza. Pensa che pure a mia mamma ho detto guarda stanno video dei cantanti più famosi che stanno al di sotto di me. In effetti quel video lì era più visto di tutti in effetti, di Michael Jackson, di Eros Ramazzotti, di tutti quei cantanti che di solito stanno lì. Sì, ci sta ancora, solo che non ci sta più, diciamo, nella top quella lì. In effetti è stato solo un giorno sono stato nella top 50. Però in effetti sono comparso un sacco di volte nella top 50 d'Italia, secondo me almeno 20 volte. Solo quella volta, ragazzi, sono stato primo, in effetti. Poi le altre volte quarto, quinto, decimo, ventesimo, trentesimo. Nella top 50, diciamo. Allora devi parlare con Francesco Dolci. Dolci, babà, creme, o no? Con una bella amarena sopra, Francesco, per digerire. Una bella sfogliatella. Un bel caffè. E poi stiamo pure a posto, Francesco. No, no, è uscita solo su Canale 5, no, no. Solo diciamo, nel telegiornale è uscita il mio video, in effetti. No, meglio no, la cronaca di Napoli, no, Francesco. No, diciamo che la telecronista, siccome ha fatto anche lei lo speciale sul terremoto in Umbria, allora ha messo questi tre video più visti su YouTube e io ero il primo, poi stavano altri due. Diciamo che solo quella sera lì ne ha parlato. No, no, era la sera, Canale 5 la sera. Francesco fa sempre che oggi zucca, ma zucca con salsiccia elaborata o zucca normale, Francesco? Poi dipende, tu hai detto la zucca, sì, ma dobbiamo vedere come l'hai fatta però. Se hai fatto tipo zucca, salsiccia, pecorino e pennette, non è tanta. Stasera, allora ragazzi, andiamo a trovare a Francesco a Napoli, questo non sta bene. Mi sta preoccupando un po'. Francesco, ma sei sicuro che stai buono? Stasera Bieta. Bieta, nome strano ragazzi, Bietola, quindi Bieta, Bietola. Francesco, ma che stai facendo? Stai mangiando l'erba? Mio padre quando vede l'insalata dice che gli è l'erba. Papà proprio l'insalata, l'insalata, papà la chiama erba. Devi scendere 5 kg. Vabbè che ci vuole una settimana. Pure io prima o poi mi devo mettere a dieta assolutamente. Devo farcela anche se è più forte di me. Ho tolto il vizio di fumare, non tolgo il vizio di mangiare. Pensate, sono quasi 20 anni che non fumo più. Fumavo 3 pacchetti di Marlboro al giorno. Il vizio di fumare l'ho tolto, ma il vizio di mangiare, quello proprio è tosta.
Barbabietola rossa, no, quella là, l'ho assaggiata, quella è dolce, frasi, la odio proprio, quella alla rossa, quella barbabietola rossa. Mi pare sangue quella cosa quando la tagli, l'ho vista tante volte, mi pare sangue. Francesca, stasera chiama una pizza. E la famo chi? Pazzi, tu parare con il caffè, Francesca, tu parare. Francesca, prendi due melenzane, mettila a friggere, facciamo siciliano, un po' di mozzarella, un po' di salsiccia, la mettiamo bella bella nel forno e poi no, è stato in provincia di Cosenza, è stato. E poi se sta in astinenza da cibo, allora tu pensa a una bella melenzana fritta con la pasta dentro, la scamozza, la salsiccia, sa, un po' elaborata, quella bella melenzana, quella là grande, imbottita al meglio. Oppure prendi, siccome fa caldo ancora, Francesca, da te si può fare un'insalata quella sorrentina, mozzarella zizzoni battipaglia, quella mozzarella quella da 1 chilo. Fai una fetta di mozzarella, una fetta di sorrentino, origano e olio. Alessandro, tu finisci ogni volta che da Isca vuoi mangiare, mettete poco, fa come a Francesco, un po' di dieta pure tu. E facciamo compagnia a Francesco, vedi, io oggi l'ho fatto compagnia, pasta e fagioli, con la carne dentro, quindi anche ho fatto compagnia a Francesco per essere coerente con lui. Fumavo, adesso no, sono 20 anni. Ciao Andrea. No, no, Francesco, non andiamo bene. Quindi la bieta. E che se lo dico a mio padre, dice che gli è la bieta. Bietola. Salutisti. No, 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 noi stiamo dall'altra parte, noi siamo insalutisti. Noi siamo quella fetta di persone che di barba bieta in italiano. Noi siamo quella parte di persona che voglio campare 60 anni bene e no 80 mali. Quindi voglio vivere il giusto, però non voglio privarmi delle cose belle della vita. A fumare no, a fumare non è, quello è un vizio, quindi non è necessario. Però il mangiare, ragazzi, dai, parliamoci chiaro, a chi è che non piace. È vero, qualcuno ingrassa, qualcuno così, qualcuno. Ma guarda, Francesco, pure io, guarda. Vedi, ti mantiene leggero, frase tu, più o meno. Come a mamma, più o meno che di cosa bomba atomico, come dico a mia mamma. Ieri mia mamma ha detto ti do un po' di parmigiano e di zucchine, ha detto non ci ho messo nulla di che ci mise, ma ci ho messo prosciutto cotto, mozzarella, scamozza, formaggio, parmigiano. E meno male ha detto ma che era leggero. Era una bomba proprio. Poi le pappette di mamma non sono pappette, sono bombe. In effetti mamma le pappette le fa ripiene. Quindi mozzarella, scamozzi, ci stati tutti. In effetti apri la polpetta e ci trovi la bomba dentro, in effetti. Quindi Mari che non so polpetta. Alessa, pensare una cosa, si non bleffa, Alessa. Tu ogni volta che parliamo, tu ogni volta hai a mangiare. È pazzesco, guarda. Alessa, tu non puoi ascoltare, tu guarda, ti fai trasportare. Ragazzi, come si parla di mangiare? Alessandro quando sta in diretta? Ma che ore sono? Sono ragazzi. Questo all'improvviso dice ragazzi, me ne vado. Ma come te ne vai? Sì, sì, ho letto. Il fatto del bambino nella culla, sì, ma l'ho rivisto, è qualcosa di insolito forse. Non si riesce a vedere bene, però il dubbio rimane, quella è la cosa. Ragazzi, Alessandro è scappato di nuovo, quindi questo è irrecuperabile, non si può. Come incominciamo a parlare di mangiare? È una bella Valeria, una bella scossa di terremoti in Calabria, in provincia di Cosenza, esattamente a Diamante. Alessà, buon appetito, am capito?
Sì, scossa di 3,2. Sì, in effetti l'hanno sentita tanti piccoli comuni della provincia di Cosenza, quindi anche essendo profonda è stata molto sentita da tutti, quindi diciamo che il collezionista di scosse continua ancora, diciamo. Sì, sì, già ho pranzato, ho detto di pasta e fagioli e carne nei fagioli, carne di maiale, quindi una cosa leggera. Ho messo la pasta mista, quindi un bel piatto di pasta e fagiolo. No, Francesco, tu non stai bene, no, io devo venire a Napoli a te trovare. Secondo me stiamo perdendo a Francesco, ragazzi, qua. Questo mi ha mangiato va a correre. Ma come dolce, Francesco, che hai preso? Dopo lo devo vedere più diciamo, al rallentatore, lo devo un po' ingrandire. Niente, Francesco. Ragazzi, facciamo una preghiera tutti per Francesco perché non sta bene, quindi uniamoci in preghiera e giustamente lo stiamo perdendo. Alessandro già l'abbiamo perso. Ah no, lo stiamo perdendo. Quindi già Alessandro l'abbiamo perso che non lo sento, non scrive più. Già starà con la forchetta in mano il ragazzo, quindi già sta, mi immagino a tavola. Vabbè, allora fai una cosa, polpette oggi, quindi, solo polpette. Quindi Frange, mi raccomando, fatti una corsa pure per me. Sì, hai ragione, Frange, il leone è ferito ma non è morto, hai ragione. Quindi fatti 10 minuti pure per me, 10 minuti per Alessandro che è dato a mangiare così digerisce pure lui. 10 minuti per te, mezz'ora di corsa e stai a posto. Poi torni a casa e metti a cucinare, quindi perché giustamente poi uno ha digerito che fai non mangi. Ah su, va buono. Quindi stasera che mangi? Stasera a bietola, quindi io devo pensare a mangiare stasera. Quindi stasera è un casino, poi stasera ti faccio sapere, Francesco, perché giustamente mi devo impegnare, capì? Quindi poi stasera tu dici bietola e io semmai ti dirò qualcosa di bello, dietetico. Sa, in modo mio. Stasera alici fritte, vedi? Quindi puoi fare anche una bella parmigiana di alici, Francesco, una bella parmigiana di alici. Proprio una cosa. Sì, stanno tutti qua. Vabbè, tutto a dieta. Francesco sta a dieta. Quindi solo Francesco si è messo che vuoi in testa che vuoi perdere questi 5 kg. Quando l'ha persi, poi li ritrovi. Tanto è inutile che li perdi adesso. Tanto a Natale ti metti di nuovo. Quindi è inutile. Sì, sì, guarda, la parmigiana, non la parmigiana con le alici, eh. La parmigiana di alici. In effetti tu prendi l'alice, la metti nella farina, nell'uovo e la friggi come la melenzana e poi la fai come la parmigiana, quindi non è con la melenzana ma con l'alice direttamente. Quindi tu friggi, metti nella farina, metti nell'uovo e friggi l'alice. Poi fai lo strato come la parmigiana di melenzane, perciò diciamo la parmigiana di alici. Ma di melenzane non ci sta nulla, quindi devi fare la parmigiana solo che al posto della melenzana c'è l'alice, questo è. Fai conto che quella che tu infarini è l'alice invece della melenzana e fai lo stesso procedimento della parmigiana, però con l'alice. L'alice spinata però, eh. Sì, una cosa leggera, poi metto una fettina di prosciutto cotto, un po' di formaggio, un po' di mozzarella di bufala, poi altre radici sopra, pomodoro e continui i strati, strati dopo strati, inforni e poi ti scassi. È facile, no, Francesco? Una cosa leggera, ragazzi. Questo è dietetico, è pesce, ragazzi. E il pesce lo fa ingrassare. Oh no? No, Francesco. È scomparso Francesco, ragazzi. Non lo trovo più. Vabbè, ragazzi. Francesco se. Ah,
2 kg di radici per parlare, è sempre esagerato tu. Però, madonna, c'hanno 2 kg di radici per Francesco. E che mi piglio un cascettino di radici per te, Francesco? Vado al mercato e mi date una cassa di alici, invece di un chilo mi date una cassa. Sempre esagerato. Oppure, Francesco, un'altra cosa che pure ho detto ai miei amici a volte quando stavo a Torino che cucinavo, no? Tu prendi il polipo, verace, quello là bello grande, lo metti a bollire in acqua con sale, metti un po' di odori. Dopo, quando è bello cotto, tu lo prendi e lo butti in una bottiglia di plastica. Lo premi per bene, però la bottiglia di plastica, il tappo dove sta, lo devi tagliare in effetti, eh. Quindi dove esce l'acqua tu lo tagli in effetti, quindi non è che lo fai entrare da buchetto piccolino, devi tagliare sopra. Quindi metti tutto dentro il polipo, lo cerchi di schiacciare più che puoi e lo metti nel frigorifero per un giorno. Il giorno dopo tu lo tiri fuori ed esce come un salame e questo sarebbe il famoso sopessata di polipo. E poi lo conci come vuoi tu con olio, sale, prezzemolo, poi te lo aggiusti come vuoi tu. Perché si fa tipo gelatinoso mettendolo poi nella bottiglia di plastica bello premuto premuto, quindi quando lo vai a togliere è come un salame grande. Ma vabbè, puoi usare pure un contenitore di acciaio, quindi non è un problema. Quindi, eh sì, avvocato, viva, non ce lo possiamo mettere dentro. Sì, tu lo metti a bollire, lo fai cuocere per bene, poi lo fai, diciamo, aspetti che raffreddi un poco, poi lo metti nella bottiglia. Di acciaio è meglio, sicuramente, ci stanno i contenitori quelli lunghi di acciaio, lo metti dentro quando si è raffreddato. Sì, sì, ma io uso quello d'acciaio, dico a voi per la plastica perché è più facile da trovare, perché in casa non credo che qualcuno ha tipo quei contenitori di acciaio lunghi, però se ce l'avete è meglio proprio, quindi lo mettete lì dentro ragazzi, quando voi lo andate a tirare uscirà come un salame, una salsiccia grande e lo tagliate a fettine e poi mettete olio, prezzemolo, come volete voi. E da qui la sopezzata di polipo, in effetti salame. No, no. Compralo congelato, così vai sicuro. Una sola volta ho comprato l'anguilla e scappava per casa viva. Ma quella è l'anguilla, guarda, quella è disgraziata. Se la metti nell'acqua, quella non muore mai, quella è invincibile. Io un giorno, una volta, l'ho tenuta per un giorno perché no, avevo senso di ucciderla così viva. Ho detto vabbè, la faccio stare senza acqua per tutta la notte. La mattina quella era viva ancora, ragazzi, quella è mortale. Non si muoveva ancora. L'altra volta mia mamma l'ha messa nel congelatore, l'ha cacciata la mattina. No, l'ho portata da mia nonna a finale, l'ho fatta fare da mia nonna, quindi non c'è stato santo, l'ho messo nella busta e via. L'ho portata da nonna, nonna subito ha fatta. Da nonna era più materiale. Sì, è uscita fuori dal lavandino per tutta la casa, sotto i mobili, di sotto alle sedie, un casino proprio. Sempre esagerato. Si muoveva, quello sbatteva che si muoveva, la busta cercava di uscire, ma che? No, l'anguilla, secondo me la miglior cosa è quando la vai a comprare, te la fai fare direttamente da pescivendolo, sparagni salute e, fai la corsa nella casa e la eviti. Perché quando la metti nel lavandino, ragazzi, al 100% quella scappa. No, io l'ho rimasta nel lavandino, ragazzi, e poi non la trovo più. Ho detto, ma dove sta cosa, GT? Ho detto, ma l'anguilla che stava nel lavandino, dove sta? E io che ne so. Non la trovavamo, ragazzi, stava sotto.
No, però se ti becca bene ti fa male il dito, ha la bocca un po' dura. Diciamo che se ti prende bene, con uno straccio, no, no, come con le mani come la fai? Con uno straccio, una pezza che avevo buttato, diciamo. Uno straccio vecchio l'ho presa e l'ho buttata nella busta, poi lo straccio l'ho buttato perché quella è gelatinosa, quindi lascia tutto un macello proprio. Poi l'ho lanciato io nelle fiamme, avevate a roppo però, nell'olio bollente. Sì, l'ho infarinata e l'ho fatta fritta. Mio nonno invece aveva il vizio di farla sui carboni, poi la metteva sotto aceto e sotto olio, la faceva stare per una settimana e poi la mangiava dopo una settimana che stava nel vasetto bella chiusa, che aveva assorbito diciamo l'aceto, l'olio, gli odori. Diciamo che il nonno era ancora un po' all'antica e quindi la arrostiva sui carboni, non una però, 3-4 anguille, le arrostiva prima di Natale, diciamo verso il 17-18, le arrostiva, le metteva nei vasi e poi a Natale le apriva, aveva questa tradizione. E no, io l'ho fatta semplice, l'ho infarinata e l'ho fatta, diciamo, fritta come le alici in effetti. La cosa bella della anguilla è che è senza spine, ragazzi, quindi è un po' grassosa, però c'ha solo quella spina centrale come il merluzzetto. Quando vai a comprare il merluzzetto, quelli là piccoli, in effetti c'ha solo quella spina centrale grande, poi è tutta carne, solo che c'è a chi piace e chi no, quindi poi è questione di gusti. Addirittura io in Romania l'ho trovata affumicata, in effetti affumicata con legno e vi posso dire che era buonissima la verità. Lì i pesci li usano fare affumicati, cioè col legno, col fumo del legno li fanno affumicati. Ho mangiato la carpa affumicata, diciamo tanti pesci, la trota affumicata. C'è stata una scossa in provincia di Cosenza, sì, terremoti, sì, di 3.2, è stata molto sentita dalla popolazione. No, no, i vulcani no stavolta. Brava, eh. No, no, ma io mai più la compro, l'ho promesso. Se la vado a comprare me la faccio fare direttamente da pescivendolo. Se no non è cosa, se no quello corre per tutta la casa. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, ci sentiamo dopo con qualche altra notizia. Quindi il signore delle scosse vi saluta. No, non fa nulla al finale, a parte dare la corsa per la casa. Ci sentiamo dopo ragazzi. Francesca è scappata, Alessandro è scappato. Una data a correre, una di a mangiare. Buonanotte. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao Avvocatella, ciao Cuore Nero, ciao Francesco. Non mangiate assai, Francesco state fermo. Alessandro vabbè. Alessandro oramai l'abbiamo perso, quindi sta mangiando ora. Ciao Andrea. Statevi bene ragazzi.